Amici, ascolto, buon pomeriggio, siete nuovamente collegati con Piazza di Siena, terzo giorno del concorso ippico internazionale. Ci eravamo interrotti al termine della prima manche del Gran Premio Roma. Fra poco seguiremo in diretta la seconda manche, alla quale si sono qualificati 15 binomi. Però prima di occuparci nuovamente di questo Gran Premio Roma vorrei approfittare della presenza qui in postazione di uno dei protagonisti della giornata di ieri. Si tratta di Luciano Campagnaro, che ci ha fatto vivere emozioni, direi, sopite. Il tuo percorso di ieri, Luciano, ci ricorda quello di una quindicina d'anni fa, un percorso senza timori reverenziali, con tanta grinta. Hai pigiato sull'acceleratore fin dal primo ostacolo e poi sei riuscito a vincere una categoria impegnativa con il consenso di tutto il pubblico, che si è praticamente esaltato alla tua impresa. Ma si è esaltato per il finale. Ero partito non troppo convinto di fare la gara perché pensavo più al Gran Premio di oggi, ma dopo il quinto o il sesto ostacolo, non mi ricordo, ho sentito la cavalla saltare veramente bene. A quel punto lì ho accelerato un po' e Hai aperto il gas ho aperto e io il credo gas. che il regista Roberto Gambuti abbia la possibilità di riproporci il tuo minuto di gloria. Infatti il tempo siglato da Campagnaro è stato di 1 minuto o giù di lì. Ecco l'ingresso in campo di Luciano Campagnaro, che commenta se stesso. La cavalla è molto tranquilla, questi giorni ho trovato un'ottima condizione la cavalla. La cavalla è Yokohama Emily, che anche nella prima manche del Gran Premio Roma si è distinta, 4 penalità soltanto. Allora, qui hai detto che ancora non avevi la deciso. partenza non era decisa, difatti tra l'1 e il 2 metto 8 galoppi, mentre si poteva fare benissimo con 7 galoppi. Ho guadagnato un po' girando a destra qui, e lo stesso qui in questa addirittura metto un galoppo in più rispetto al normale che la cavalla potrebbe mettere. Ecco, da questo salto in poi sento che la cavalla veramente salta bene e incomincia un po' ad accelerare. Comunque il meglio è nel finale, perché Sì. alla gabbia hai avuto molta fortuna, Sì, diciamolo sì, francamente. ci vuole, ogni tanto. L'anno scorso questa gara qui ero col secondo miglior tempo e ho fatto errore all'ultimo, quest'anno mi è andata Eccola bene la gabbia, lei, c'è un brivido, però abbiamo sottolineato ieri in telecronaca diretta che certo. era una fortuna meritata. Bene anche sul Ecco, rustico. fino a questo punto ero in ritardo, credo, rispetto all'inglese. Qui la cavalla ha fatto veramente un'acrobazia. E guardate l'ultimo ostacolo, proprio e qui ho preso stile tutti western. i rischi. È una cosa che lei, se l'ultimo salto posso chiederle una partenza così, perché lei è speciale su queste cose. Carezze meritate per Emily. Tra l'altro Luciano Campagnaro è un personaggio molto schivo, ci è voluta la gru per trascinarlo qui in postazione. Un giudizio da parte tua anche su questo Gran Premio Roma, di cui fra poco seguiremo le fasi conclusive. Non era uno dei Gran Premi Roma più difficili di questi ultimi anni come entità dei salti. I larghi erano fattibili, era un percorso abbastanza errorabile, tecnico errorabile, ma non cattivo per mettere i cavalli in difficoltà. Diamo un'occhiata invece ai binomi che sabato ci rappresenteranno nella Coppa delle Nazioni e che hanno già saltato nel Premio Roma. Ma non so chi dei 5 entrerà in squadra, però abbiamo 4 cavalli o 5 che sono in ottima forma. Dunia oggi ha fatto 0, il cavallo di Guido Dominici ha toccato l'acqua e un altro salto, ma saltando molto bene. Pamina ha fatto un errore, anche Pamina, per cui penso che siano nella condizione di fare una buonissima Coppa delle Nazioni. Intanto il regista Roberto Gambuti ci ha offerto un primo piano della intramontabile Silvana Pampanini, ed ora il tuo, un uomo felice, no? Dopo il successo di ieri. Era il primo successo qui a Piazza di Siena? Sì, è 4 anni che vengo e direi che come carattere cerco sempre di farla la gara. A volte va male, ieri è andata bene.
È vero che Hank Noren dopo la prima giornata vi ha apostrofato dandovi dei budini, cioè nel senso che va bene i piazzamenti della giornata inaugurale, però voleva un po' più di grinta. Voi l'avete offerto? No, non lo so, l'ho sentito dire, però se è stato ha avuto i risultati. È un budino di ottima qualità, sì, fino a questo momento. Dovrebbe essere tutto pronto per l'ingresso in campo del primo binomio. Intanto Luciano Campagnaro sta friggendo letteralmente perché non si trova a suo agio dietro il microfono. Direi comunque che te la sei cavata benissimo, altrettanto bene rispetto a quanto hai fatto ieri in sella. Tanti complimenti e speriamo che tu riesca a bissare questo successo prima della conclusione. Ci proviamo di nuovo. Ci proviamo di nuovo. Complimenti a Luciano Campagnaro. Ed ora occupiamoci del Gran Premio Roma, seconda manche, 15 binomi qualificati. I cavalieri sono John Whittaker per l'Inghilterra, Michel Robert per la Francia, ancora per la Francia Hervé Godignon, Gianni Govoni per l'Italia, Henk van de Poel per l'Olanda, Warren Clark per l'Inghilterra, Bril Ruloff per l'Olanda, Emilio Puricelli per l'Italia, Luis Astolfi per la Spagna, Michael Whittaker per l'Inghilterra, Otto Becker per la Germania, Jean-Claude Vangenberg per il Belgio, Ludo Philipp Hertz ancora per il Belgio, Elena Weinberg per la Germania, Leslie McNaught Mendley per la Svizzera. I 15 migliori che entreranno in campo in ordine inverso rispetto alla loro classifica. Vedremo prima i binomi con 4 penalità e i peggiori tempi, poi quelli con 4 penalità e i tempi migliori, quindi Puricelli con percorso netto ma mezza penalità per infrazione di tempo, e poi via via tutti i percorsi netti. Il primo a entrare in campo sarà John Whittaker per l'Inghilterra con Everest Gammon. 4 penalità nel corso della prima manche. Illustriamo la seconda: 8 ostacoli per 10 salti, una doppia gabbia che rimane dal percorso originario. Si parte con il numero 4, un verticale di barriere 1,56, poi il numero 5, passaggio di sentiero 1,47 per 1,70, quindi un verticale con 3 barriere 1,58, la triplice 1,55 per 2 metri, la doppia gabbia. I primi 2 elementi sono verticali di 1,5 metri, il terzo è un Oxer 1,48 per 1,60. Poi si piega a mano destra per affrontare la balaustra 1,58, quindi quello che originariamente era l'ostacolo d'ingresso, il numero 1, il muro con barriere 1,45, e la chiusura con il verticale su balaustra 1,51. John Whittaker, Everest Gammon. Campione d'Europa individuale nell'89, vice campione nell'87. Ha vinto 2 volte la finale della Coppa del Mondo, non presenta nella circostanza il favoloso Milton. Monta Gammon, castrone baio scuro di 14 anni. Ha già commesso un'incertezza John Whittaker. C'è un'infrazione di tempo, 4 penalità e mezzo nel tempo di 57,92. 4 e mezzo nel tempo di 57,92. Totale delle penalità delle 2 manche 8 e mezzo. 4 penalità e mezzo sommate alle 4 ottenute nella prima manche, un totale di 8 penalità e mezzo. In caso di ulteriore parità di penalità fra 2 o più concorrenti al termine della seconda manche, si provvederà a un barrage. Il percorso è netto, infatti siamo stati tratti in inganno questa volta dallo speaker ufficiale. Era netto il percorso alla seconda manche di John Whittaker, dunque un totale di
4 penalità e mezzo, 4 nella prima manche e mezza per un'infrazione di tempo nella seconda. In campo per la Gran Bretagna Warren Clark sul Benjamin numero 44. Ora il numero 44 di testiera. Si tratta di Warren Clark in sella Benjamin. Inghilterra. Anche per questo binomio un errore agli ostacoli nella prima manche. Un abbattimento. Comunicazione di servizio. La host Il tempo è di 49,02 per Warren Clark. 4 penalità, il totale di 8 penalità. Total falls on the two manche 8. 4 penalità in seconda manche più le 4 della prima, totale penalità 8. Dunque in questa seconda manche 2 percorsi, entrambi inglesi. John Whittaker un totale di 4,5, è in testa alla classifica provvisoria. 8 penalità per Warren Clark in sella a Benjamin. Hermans Paledo con Otto Baker numero 46 parte con 4 Adesso penalità della un prima manche. cavaliere tedesco. Otto Baker su Hermans Paledo, parte con una zavorra di 4 penalità nella prima manche. Otto Baker è nato nel 58, ha debuttato nella squadra nazionale tedesca proprio qui a Roma nell'84. Per lungo tempo uno dei migliori cavalieri della scuderia di Paul Schockmöhle. È il marito della campionessa olimpica di dressage Nicole Uphoff. Paledo è un castrone dal mantello grigio di 10 anni, di origine tedesca. Ricordo che il tempo massimo in questa seconda manche è di 56 secondi, il tempo limite è di 112. Termina Otto Baker con un totale di 12 penalità. 8 in questa manche, più 4 le 4 nella della prima, 8 totale penalità nella delle due seconda. manche 12 con il tempo di 80 e 60 della prima manche. È il peggiore dei 3 fino a questo momento. Ora con Imperial King, un cavaliere azzurro, Gianni Govoni. Govoni è nato a Modena nel 67, campione tra gli under 18 nell'84. Con 4 penalità nella prima manche. Ha fatto parte della squadra italiana alle Olimpiadi di Barcellona. Lo scorso anno qui a Piazza di Siena ha ottenuto 2 vittorie
con Larry e con Imperial King che monta oggi, un castrone grigio di 12 anni di origine irlandese. Anche Govoni parte con il solo errore commesso al primo giro. Grandi applausi per Gianni Govoni e Imperial King, percorso netto in 51 e 54. Dunque restano 4 le penalità per il binomio italiano. Passa in testa alla classifica provvisoria. Govoni 4, Whittaker, John Whittaker 4,5, Warren Clark 8, il tedesco Otto Becker 12. Adesso l'ultimo binomio con il fardello di 4 penalità, dopodiché vedremo soltanto cavalieri che nella prima manche hanno ottenuto percorsi netti. Si tratta di Elena Weinberg per la Germania con Lamborghini. Le amazzoni ammesse in questa seconda manche sono 2, una la vediamo inquadrata, Elena Weinberg per la Germania. Fra breve vedremo anche all'opera Leslie McNaught-Mandley per la Svizzera, mentre è stata eliminata Eva Van Passion. C'è un errore. Ultimo ostacolo per Elena Weinberg superato, il verticale su balaustra 1,51. 8 le penalità nel tempo di 53 e 98, 4 nella prima manche, un totale di 12. 8 le penalità nella seconda manche, totale delle penalità nelle 2 manche 12, con il tempo della prima manche di 79 secondi e 60. 8 faults in the second manche, 12 total. Ancora un'immagine rallentata del percorso di Elena Weinberg e di Lamborghini. Il migliore fino a questo momento, dopo i 2 percorsi, è l'italiano Gianni Govoni. Un altro azzurro, Emilio Puricelli in sella a Dunia. Che entra con mezza penalità per il tempo della Per lui soltanto mezzo punto di penalizzazione per un'infrazione di tempo nella prima manche. Grandi speranze naturalmente puntate su Emilio Puricelli, che sta cercando il diritto di difendere i colori italiani sabato in Coppa delle Nazioni, una coppa che sarà abbinata alla lotteria nazionale
biglietti più fortunati saranno abbinati alle equipe in gara, dopodiché il biglietto abbinato alla nazione vincitrice porterà al suo fortunato possessore 2 miliardi. Emilio se la prende comoda, cerca più che altro di completare un percorso pulito, non ha l'assillo del cronometro. Ancora un ostacolo per Puricelli, superato nel tempo di 59,60, un punto di penalizzazione, più mezzo nella prima manche, 1,5 il totale per Emilio Puricelli, che passa a condurre. 1,5, dunque nessun errore agli ostacoli per Dunia, un risultato di buon auspicio per la Coppa di sabato. Difficilmente Puricelli riuscirà a vincere questo Gran Premio Roma, ma è già una bella soddisfazione non aver commesso errori agli ostacoli. Grande elogio per Emilio Puricelli e per Dunia. Ed ora ha inizio la serie dei percorsi netti alla prima manche, nessuna infrazione neppure per quanto riguarda il tempo per i prossimi cavalieri. Intanto la bandiera italiana è sul pennone, però ci sono ancora diversi binomi che possono centrare il doppio netto e scalzare dunque il validissimo Emilio Puricelli dalla prima posizione. Ci prova intanto la già nominata Leslie McNaught Mendley su Panoc Revanche B. Puricelli rimane ancora in testa alla classifica perché c'è l'errore da parte della Amazzone elvetica. Dopo l'era Flambeau-Sy, che ha vinto 3 volte il Gran Premio Roma nell'80, nell'82 e l'84, abbiamo avuto un'altra vittoria francese, Michel Robert su Lafayette nell'85, poi per la Germania nell'86 Bernard Camps su Argonaut, nell'87 Vicky Roycroft per l'Australia su Apache, cavallo molto conteso all'epoca. Intanto conclude in 55-82 4 penalità per Leslie McNaught Mendley. Le penalità nel tempo in seconda manche. 4 points dans la deuxième manche, total des deux manches 4. Dopo Apache, nell'88 Helena Weinberg con Just Malone per la Germania, nell'89 Jean-Claude Vangenberg per il Belgio, Queen of Diamond. Nel 90 l'incredibile Japlou con Pierre Durand, che ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica. La medaglia d'oro individuale di Seoul, e poi l'1-2 di Hervé Godignon nel 91 con Kai Prince di Conville e lo scorso anno con Kidam de Revel. Lupus in Fabula in campo con Twist du Vallon, Hervé Godignon per la Francia. Da battere il 1,5 punti di penalità di Emilio Puricelli.
brivido sull'elemento d'entrata della doppia gabbia, non c'è comunque errore, è sempre netto il percorso del francese, sembra ben più determinato rispetto alle gare d'assaggio della giornata di ieri. Ancora un ostacolo per Godignon. Percorso netto in 52,81. Quindi il primo doppio netto senza infrazioni di tempo della giornata. Si porta in testa alla classifica Hervé Godignon con Twist du Vallon. Diventa lui l'uomo da battere. Per l'Olanda è in campo Ora un cavaliere olandese. Numero 134. Si tratta di Henk van de Poel, in sella a Juriquilla. Percorso netto al termine della prima manche. Vi ricordo che in caso di parità di penalità per l'assegnazione del primo posto sarà necessario un barrage. Il barrage per ora non c'è, perché ha commesso il suo primo errore l'olandese Van de Poel. Atteso ora dall'ultimo ostacolo, il verticale su balaustra, superato nel tempo di 51,24, 4 penalità, si inserisce al quarto posto della classifica provvisoria. 4 le penalità nel tempo totale delle 4, il tempo della prima 85,11. Unico doppio netto per il momento, quello di Hervé Godignon per la Francia su Twist du Vallon. Sarebbe veramente un'impresa incredibile vincere per 3 anni consecutivi il Gran Premio Roma con 3 cavalli diversi: Akai Prince di Conville, Quidam de Revel e ora Twist du Vallon. Per l'Olanda tenta Royal Brill con Bolworth Let's Go numero 70. Un altro cavaliere olandese, si tratta di Bril Roelof su Bolworth Let's Go. Un altro percorso netto nella prima esibizione. Vediamo se riesce a costringere Hervé Godignon al barrage. Bril Roelof è nato nel 64, suo padre ha allenato per diversi anni la squadra nazionale olandese di completo. C'è errore. Let's Go è un castronebaio di 11 anni di origine tedesca. È la prima barriera che abbatte in giornata. Quattro penalità nel tempo di 54,62, si inserisce in quarta posizione per il Roelof. Penalità totale delle 2 manche 4, tempo della prima 85,03.
Ricapitoliamo la situazione: in testa Hervé Godignon, Francia, Twist du Vallon, poi abbiamo con 4 penalità complessive Henk van der Poel per l'Olanda, Gianni Govoni per l'Italia, lo stesso Bril Roloff per l'Olanda e l'amazzone svizzera Leslie McNaught-Mendley. Adesso tocca al belga Ludo Philippers su Fidelgo. 5 cavalli ancora con 0 penalità nella prima manche. E naturalmente ho dimenticato Emilio Puricelli, che non ha commesso alcun errore agli ostacoli, mezza penalità per un'infrazione di tempo nella prima manche, una nella seconda, un totale di 1,5. Comunque per il momento Emilio è il secondo, alle spalle di Hervé Godignon. C'è errore al primo elemento, all'elemento d'ingresso della doppia gabbia, è un verticale di 1,5 metri. Fra il primo e il secondo elemento ci sono 11,20 metri, fra il secondo e il terzo 7,40 metri. Conclude Ludo Philippers, 4 penalità totali nel tempo di 53,96. 4 le penalità, 0 nella prima manche, totale delle due 4 nel tempo di 83,48. 4 points total dans les deux manches, le temps de la première. Andiamo a fare un rapido conteggio, vediamo quanti binomi mancano ancora alla conclusione di questa seconda manche. Dovremmo vedere Michel Robert per la Francia, poi Luis Astolfi per la Spagna, Michael Whittaker per l'Inghilterra e Jean-Claude Vangenberg per il Belgio. Intanto ci ha raggiunto in postazione Mauro Checcoli, che è il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. Da parte tua un primo bilancio, buongiorno, su questi primi 2 giorni e mezzo di gara. Il bilancio è buono, soprattutto per quello che riguarda il clima della squadra e il modo di gareggiare. Sono tutti molto carichi, molto entusiasti, molto uniti. Devo dire che non hanno mai mancato una premiazione, in nessuna gara ci sono sempre stati dei cavalieri italiani, un paio di volte abbiamo bucato al primo posto. Abbiamo detto nei giorni scorsi che forse è più importante avere un rendimento globale, intendo diversi cavalieri nelle primissime posizioni, che non un vincitore con dietro il baratro. Direi di sì, questo è consolante. Anche se naturalmente quando si sarà al massimo dei livelli, come qui al Gran Premio, come sarà in Coppa delle Nazioni, probabilmente ancora qualche piccolo problema lo avremo. Li ha messi in evidenza anche in conferenza stampa Henk Noren, quando ha appunto parlato dell'età media dei cavalli, dei top cavalli della nostra squadra. Ad ogni modo cominciamo un ciclo, l'importante è che ci sia una fiducia in questa nuova guida che abbiamo scelto, la fiducia c'è. I ragazzi sono tutti completamente disponibili a seguire le indicazioni. Li chiamo ragazzi anche se alcuni di loro hanno 40 anni, ma d'altra parte sono atleti. La vita dei cavalieri come sportivi attivi è lunga e quindi intanto io sono molto ottimista. Scusa se ti interrompo Mauro, per la Spagna Luis Astolfi su Finolaina, che sai che abbiamo cercato di acquisire questo cavallo, non ha mai commesso un errore. Mai. È un cavallo super. Abbiamo cercato di portarlo in Italia questo cavallo, ma non è facile. Troppo. Sì. Senti, una domanda personale, si parla di te come possibile prossimo presidente del CONI, cosa c'è di vero? Ma io sono molto lusingato per questa voce che non so da dove nasca, certamente non da me. Io l'ho letta sui giornali. Sì, ma anch'io l'ho letta sui giornali, quindi credo che non posso dire tranquillamente che non solo io non ho nessuna intenzione, ma non corrisponde neanche alla volontà di altri, quindi io posso personalmente stare tranquillo, perché
sarebbe un compito di cui io credo di non essere all'altezza. E intanto c'è il barrage, perché Luis bello. Astolfi per la Spagna ha ottenuto percorso netto anche nella seconda manche nel tempo di 55,33. Un altro doppio netto, quindi già prevedibile un barrage fra Hervé Godignon e Luis Astolfi per E sarà un la signor Spagna. barrage, perché sono due cavalli eccezionali e due cavalieri eccellenti. Poi Godignon ha già vinto 2 volte ultimamente il Gran Premio, quindi cercherà di far di tutto per non perdere il tris. Ecco, intanto io pregherei gli organizzatori di provvedere affinché il barrage fosse disputato in tempi brevissimi, perché altrimenti rischieremmo di perderlo, perché alle 18:05 dobbiamo restituire la linea. Abbiamo un osso duro che è Michel Robert con Nonix, che è un cavallo abbastanza strano, nel senso che Michel Robert se l'è preso con molte critiche da parte degli esperti che asserivano che questo cavallo non era un cavallo dotato del talento necessario, ma lui ha insistito e ha fatto già notevoli progressi, ha avuto notevoli successi, e lo vediamo in questo Gran Premio, che è uno dei 4-5 Gran Premi più importanti del mondo. D'altronde Michel Robert è un cavaliere veramente incredibile, è stato anche campione nazionale di concorso completo nel 1970. Ha fatto Dunque un'Olimpiade che, con me a 68. Sì. A te è andata un po' meglio che a lui, credo. Beh, lui poi si è rivendicato successivamente, nel senso che diciamo è quello che è diventato successo. un grande cavaliere di salto ostacoli. Credo oggi tecnicamente sia a livello dei migliori 2 o 3 cavalieri del Però mondo. vogliamo dire cosa è successo a Tokyo? Beh, a Tokyo Michel Robert non c'era, troppo giovane. Io c'ero, c'era mi sono divertito. Ancora in berbe, Sì, avevo 21 capace anni. di... Beh, vinsi l'individuale e insieme con gli altri amici della squadra vincemmo anche la gara squadra. Beh, parli di 2 medaglie come si trattasse di pezzi di latta. Ma cose vecchie, quindi se ne parla con un certo distacco. Intanto c'è Michel Robert che sta facendo veramente un bellissimo percorso e sono in 3. Percorso netto, doppio netto in 54,07. E i francesi stanno cominciando a mettere fuori le carte per la Coppa delle Nazioni. 3 cavalli in barrage. Sono 2 cavalli in finale del Gran Premio Roma, quindi ti puoi immaginare che basta mettere un terzo cavallo di alto livello e in teoria hanno già vinto la Coppa. Beh, in effetti si erano un po' nascosti nelle giornate precedenti. Sì. Miravano ovviamente al Gran Premio Roma. Sai, questi sono i cicli di molte squadre. Alcune di queste squadre hanno dei grandissimi cavalieri e poi, come gli inglesi, adesso vediamo Michael Whittaker, e poi naturalmente seguono l'oscillazione, è più alta o più bassa a seconda dell'età dei cavalli, della sanità dei cavalli, ma questo non significa che la loro qualità media sia diminuita quando la parabola è bassa per via dei cavalli che calano. È un po' quello che sostiene anche Henk Noren di noi. Ecco, vediamo, questo bellissimo, questo grandissimo. Io ammiro moltissimo gli inglesi, perché sono diventati in questi ultimi anni i più veloci, affrontano i percorsi con una cadenza media decisamente superiore rispetto agli altri. E dato il livellamento che c'è all'alto, in alto, sì. La velocità diventa sempre... Voi osservate la posizione in sella di questo cavaliere, è sempre avanzatissima, il suo baricentro è molto molto avanzato in qualunque situazione del percorso, e questi cavalli lo sentono, lo acquisiscono come certezza e rendono un poco di più che con qualunque altro cavaliere. La capacità di lasciarli galoppare e di, come dire, non disturbarli stando avanti con loro, lo ripagano, eccolo là. E abbiamo bellissimo. Un barrage già a 4 dopo bellissimo. Michel Robert, Hervé Godignon, Luis Astolfi, si aggiunge anche Michael Whittaker per l'Inghilterra. Mi spiace moltissimo per Arnaldo Bologni, perché Arnaldo Bologni sarebbe stato in questo barrage un bel pesciolino da prendere, è carichissimo, in forma, di modo l'equitazione è così. L'importante è, come dicevi tu prima, di avere un certo numero di cavalieri come abbiamo avuto noi oggi. Con 4 penalità abbiamo avuto diciamo moltissimi perché cavalieri. Ti dispiace per Bologni, perché fino all'ultimo ostacolo era percorso netto, sì. Ha sbagliato proprio l'ultimo. È il vincitore del ostacolo. Gran Premio di Cervia precedente a questo, quindi era molto in forma. Ultimo
cavaliere che può ottenere il diritto a disputare il barrage. Si tratta di Jean-Claude Vangenberg per il Belgio su Osta Carpets Queen. Questa Queen ha già vinto il Gran Premio Roma, Sì, anni fa, 3 per anni gli fa. ascoltatori vorrei ricordare che Queen è diventato un diminutivo per via dello sponsor, però si tratta di Queen of Diamond. Sì, ed è una cavalluina perché è veramente piccolina, molto insanguata, una grande classe. Soffre di alternanza nelle sue prestazioni perché ogni tanto ha delle crisi organiche e deperisce, non rende quanto può. Ma questi primi salti dicono che è in forma. Stupendo. Lui è un ottimo cavaliere, veramente un eccellente cavaliere, guardatelo. E 5 barrage, 5 cavalieri in barrage. 5 cavalieri al barrage. Molto bene. Nel tempo 0 nelle due manche, in barrage. Allora i magnifici 5 sono Michel Robert, Francia, su San Patrignano non X. Hervé Godignon ancora per la Francia, Twist du Vallon. Poi Luis Astolfi per la Spagna su Fino Laina. Michael Whittaker per l'Inghilterra, Everest Midnight Madness. Jean-Claude Vangenberg per il Belgio su Osta Carpets Queen. Un pronostico del presidente della FISE. Allora, ma io ho visto, qui si deve tirare fuori la velocità, siamo in barrage, gara a tempo, percorso breve. Io vedo 2 favoriti, Queen of Diamonds e Fino Laina. Fino Laina è un puro sangue ed è un cavallo velocissimo che ho visto in barrage battuto solo da Arnaldo Bologni con Mayday 15 giorni fa, e poi Queen of Diamonds è un'altra molto veloce che guida molto stretto, gira molto stretto. Ecco, allora, dato che c'è una pausa prima del barrage, io vorrei chiedere alla TGS, a Mauro Alunni, se la redazione è pronta si potrebbe mandare in onda Sportsera immediatamente e poi nel corso di Sportsera collegarci nuovamente con Piazza di Siena per dare il risultato conclusivo di questo Gran Premio Roma. Attendo comunicazioni da Mauro Alunni dalla TGS. Vorrei che fosse possibile riempire questo spazio che intercorre fra la fine della seconda manche e il barrage a 5 che animerà la conclusione di questa terza giornata, e poi magari riuscire in coda alla trasmissione a ricollegarci nuovamente per qualche minuto. Prego il regista Roberto Gambuti di mettersi in contatto con la redazione a Grottarossa. Bene, allora è positivo il segnale, quindi linea a Sportsera. Le 4 e le 13. The jump off, the cross, the fences number 8C, 9, 2,